Qui con mister Angelo Tomasello del Bagheria dopo l'importantissima vittoria all'esordio, al ritorno in eccellenza contro l'Accademia Trapani. Mister, è una gara che ha visto i suoi interpretare bene entrambe le frazioni, però soprattutto il secondo tempo, dopo qualche minuto, la squadra davvero sembrerebbe aver preso il pallino del gioco e poi da lì tante occasioni, tra cui quella del gol, che potevano avere un passivo anche più ampio per l'Accademia. Un ottimo inizio sicuramente per questa stagione. Sì, siamo contenti, iniziare col piede giusto è importante, la prima in casa, il ritorno in eccellenza dopo tanti anni, quindi siamo veramente molto contenti. Poi è venuta fuori la partita che pensavamo, di là c'era una squadra molto fisica, tosta, di gamba, hai fatto la giusta analisi. Nel primo tempo probabilmente eravamo anche un po' contratti, non riuscivamo a trovare le nostre trame, non ci smarcavamo bene fra le linee. E poi nel secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa e devo dire che i ragazzi hanno creato tanto e sai, il rammarico è stato quello di averla tenuta aperta fino alla fine, perché poi quando sprechi due o tre occasioni così come le abbiamo avute ci può essere sempre, diciamo, l'errore finale, ma fortunatamente i ragazzi sono stati bravi, abbiamo tenuto botta fino alla fine e quindi dai, siamo contenti perché partiamo col piede giusto per questo campionato e mettiamo un piccolo mattoncino per quello che è il nostro obiettivo. Adesso, adesso la squadra è attesa da un'importante sfida la prossima settimana, però questa partita, questi 3 punti danno morale anche per il proseguo del campionato. Sì, vabbè, sicuramente, come dicevo all'inizio, partire bene è importante per tanti aspetti, non meno chiaramente quello psicologico, per cui affronteremo la settimana col solito piglio di chi vuole sempre lavorare per migliorare. Chiaramente domenica si andrà in casa di quella che a detta di tutti è come dire, la grande favorita in questo torneo, ma noi porteremo le nostre conoscenze senza alcun timore, cercando di fare la nostra partita e perché no, cercando di portare il risultato a casa pure.